Grazie, buonasera a tutti e ringrazio ovviamente dell'invito. Allora, a me è stato chiesto dagli amici del Movimento 5 Stelle di dare una base giuridica, una base, io sono un tecnico, una base normativa alla loro proposta di macro regione del nord-est e di maggiore autonomia, soprattutto da un punto di vista legislativo, amministrativo e finanziario alla Regione del Veneto. Premettendo, ma lo sapete meglio di me, che i concetti di autonomia e di indipendenza sono ovviamente da un punto di vista giuridico assolutamente distinti. Quindi io cercherò di muovermi nell'alveo della Costituzione vigente, non entrerò nei problemi, semmai eventualmente poi in sede di dibattito, legati all'articolo 5, al problema del diritto all'autodeterminazione dei popoli, quindi sono problemi abbastanza importanti su cui la dottrina costituzionalistica è profondamente divisa, tra l'altro con Alessio e con il professor Favaro abbiamo già avuto occasione anche di confrontarci su questo, partendo ovviamente da prospettive diverse, ma sempre con grande rispetto come avviene in questi casi. Allora io cerco io non so, diceva prima il primo consigliere, se verrà data l'autonomia, se verrà data l'indipendenza. Questa è una questione politica che non spetta a un tecnico, su cui un tecnico ovviamente non deve intervenire. Sono scelte che spettano agli organi rappresentativi del corpo elettorale nazionale, del corpo elettorale regionale, e su questo poi, sulle loro decisioni o non decisioni, saranno poi chiamati a rispondere politicamente davanti agli elettori. Io mi pongo un problema invece, cioè se nell'alveo della carta vigente, della Costituzione vigente, è possibile procedere da un punto di vista tecnico ad una semplificazione del numero delle regioni. L'Italia ha 20 regioni, come sapete, 15 ad ordinamento comune e 5 a statuto speciale, con un ambito territoriale il più possibile omogeneo. Si parlava della macro regione del nord-est, quindi che metta assieme il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, come ovviamente che abbia una forte solidità ovviamente da un punto di vista culturale, sociale, economico, e possa essere anche un volano importante per il rilancio dell'economia, soprattutto nell'ambito del modello nord-est che tanto ha fatto bene al nostro paese. Quindi il primo punto che io volevo analizzare con voi è questo: è possibile a Costituzione vigente arrivare a questo tipo di semplificazione? Io quindi cercherò di rispondere a questa domanda. Se la risposta sarà affermativa, e lo anticipo, è affermativa, bisogna vedere come questo riordino dell'ordinamento regionale cosa comporterà e che cosa potrebbe comportare nei rapporti tra il centro e la periferia. Ora mi rendo conto anche per le cose che non sono state fatte nella storia risorgimentale italiana. Qualcuno ha parlato di risorgimento incompiuto, ed è vero. Gioacchino Volpe diceva all'inizio del Novecento che gli italiani aspettano ancora una storia del loro risorgimento. Esiste un problema di identificazione geografica delle regioni italiane. Perché vedete, nel nostro ordinamento costituzionale, se voi guardate al dibattito in Assemblea Costituente nel biennio 46-47, si è optato per un modello giacobino. Cioè le regioni sono state identificate autoritativamente, quindi con un atto di imperio da parte del legislatore costituente, che ha indicato nell'articolo 131, se voi prendete una Costituzione italiana, guardate l'articolo 131, fa l'elenco di tutte le regioni, quelle ordinarie e quelle speciali. Quindi non c'è stato un coinvolgimento dal basso nella identificazione territoriale, geografica, culturale, sociale, antropologica delle regioni italiane. Lo ha fatto la Spagna. Il modello spagnolo, il modello della prima Costituzione spagnola, quella del 1931, ripreso poi nella seconda Costituzione, quella del 1978, alla fine quindi della dittatura di Franco, prevedeva un modello diverso, prevedeva un modello, anche la Spagna ha un ordinamento regionale per certi versi e con i dovuti distinguo simile a quello italiano, con un modello che prevedeva un coinvolgimento dal basso. In Spagna, come sapete, ci sono le comunità autonome, se ne è parlato recentemente per
ieri il referendum sulla Catalogna, su cui c'è stata anche una pronuncia del Tribunale Costituzionale spagnolo molto più possibilista, stando anche a certe interpretazioni recenti della dottrina, ma perché la Costituzione spagnola poteva consentire di intervenire a maglie larghe rispetto ovviamente all'articolo 5 della Costituzione italiana e ai problemi che mi pare siano già emersi prima. Quindi vedete, la Costituzione spagnola consentiva la possibilità che il corpo elettorale fosse coinvolto da subito nella identificazione del modello regionale. C'era cioè un percorso ascensionale che partiva dal basso, cosa che non è avvenuta invece nell'ordinamento italiano. Nell'ordinamento italiano, durante il dibattito nella Costituente 46-47, si sono identificate dall'alto le regioni. L'articolo 131 elenca le regioni, ma non c'è stato alcun sentimento comune in qualche modo, non c'è stato alcuna partecipazione, non c'è stato alcuna dimensione, diciamo così, antropologica, culturale, sociale alla base dell'identificazione geografica regionale italiana. E questo è fortemente problematico. Perché? Perché in realtà che cosa ha fatto il Costituente nel 46-47? Ha preso i compartimenti statistici del Maestri del 1863 e del 1864 e li ha elevati a regioni storico-tradizionali. L'ordine del giorno Targetti, l'ordine del giorno che ha approvato l'articolo 131 e quindi tutta l'articolazione regionale italiana, ordine del giorno approvato in sede costituente, di fatto ha preso questi compartimenti statistici del 1863 e 1864 e li ha elevati a regione. Quindi ha detto dei dati, un'articolazione utilizzata per fini statistici è stata portata a ente amministrativo, con funzioni poi anche legislative e dotato di autonomia finanziaria. Ma ovviamente le regioni italiane non sono stati membri, non possono essere paragonati, non sono dotate di sovranità. La Corte Costituzionale con sentenza 365 del 2007 ha vietato di poter parlare di parlamenti ovviamente regionali e quindi è ovvio che l'ordinamento regionale presenta delle caratteristiche da un punto di vista della partecipazione ai processi decisionali centrali ovviamente minore rispetto agli stati membri, rispetto a quello che avviene ad esempio nello Stato federale per eccellenza, che come sapete sono gli Stati Uniti d'America. Però il Costituente diciamo si è corretto in corner. Mortati ebbe un ruolo fondamentale nella discussione degli articoli 131-132 della Costituzione, quelli cioè relativi all'articolazione territoriale delle regioni, perché ha previsto la possibilità, e qui si inserisce quella base costituzionale sulla quale mi hanno chiesto l'intervento gli amici del Movimento 5 Stelle, di poter arrivare invece a delle macro regioni, cioè a superare il modello, l'articolazione territoriale regionale esistente. C'è la possibilità, cioè, che questa volta sì, con un procedimento che parta dal basso, quindi che veda l'iniziativa del corpo elettorale, arrivare a fondere regioni esistenti. Quindi per Costituzione sarebbe assolutamente possibile arrivare a creare un'unica realtà regionale fatta dalle 3 regioni del nord-est, Trentino, Alto Adige, Sud Tirol, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Qualcuno poteva obiettare, ma insomma Friuli e Trentino sono 2 regioni speciali, come sapete godono per Costituzione, in base al primo comma dell'articolo 116, di forme e condizioni particolari di autonomia. Tra l'altro gli statuti speciali, a differenza dello Statuto Veneto, sono adottati con la forma della legge costituzionale, quindi godono di un'autonomia molto forte, di un'autonomia concessa da Roma, ma un'autonomia, pensate, finanziaria. Il Trentino può trattenere l'80% del gettito riferibile al territorio, importante, cosa che non può fare ovviamente il Veneto, che è regione ad ordinamento comune, regione a statuto ordinario. E quindi che cosa è possibile? Quindi qualcuno ha detto, ma insomma il Veneto è una regione ordinaria, non potrebbe fondersi con regioni a statuto speciale. In realtà il primo comma dell'articolo 132, che consente, di fatto lo semplifico molto, la creazione delle macroregioni, lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale, si applica indistintamente a tutte le regioni, tanto quelle ordinarie, tanto quelle speciali. Certo, manca la volontà politica per arrivare a questo, però da un punto di vista tecnico la Costituzione consente percorsi di questo tipo. Certo, non credo che si risolva il problema solo fondendo regioni. Il problema è molto più complesso. Io ovviamente parto da presupposti molto diversi dai vostri. Dicevo prima agli amici, io non gioco più che fuori casa, ovviamente, perché so che ho un pubblico che da questo punto di vista ha un altro tipo di prospettiva.
Però credo che la vostra diagnosi sia una diagnosi assolutamente corretta. Voi ponete dei problemi seri, dei problemi che meritano ovviamente una risposta adeguata, e mi rendo perfettamente conto che il nostro Stato italiano ovviamente questa risposta non la dà. È ovvio che per risolvere il problema non basta fondere regioni, non basta avviare un meccanismo procedurale per arrivare a risultati importanti, ovviamente nell'alveo della Costituzione vigente. Qui c'è bisogno di una profonda revisione dell'ordinamento regionale, c'è bisogno di un passaggio da uno Stato regionale a uno Stato che sia autenticamente federale. Qualcuno ha detto in dottrina tra gli studiosi del diritto costituzionale vigente che l'articolo 5, la Repubblica, virgola, uno indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, impedirebbe, precluderebbe uno sviluppo in senso federale da parte dello Stato. Non è vero, perché la Repubblica rimarrebbe sempre unica, semmai verrebbero elevate al rango di sovranità le regioni. Quindi non è vero quanto è stato detto da una parte della dottrina, anche recente e anche di casa nostra, che l'articolo 5 precluderebbe un'evoluzione in senso federale da parte dello Stato. La Repubblica resterebbe una e resterebbe comunque indivisibile. Cambierebbe non più il livello di autonomia, ma il livello di sovranità che avrebbero le regioni, che sarebbero ovviamente equiparate a dei veri e propri Stati membri, ovviamente sul modello americano, sul modello degli Stati Uniti d'America. E qui ci sono delle riflessioni importanti da parte di Esposito. Ecco, però come vi dicevo prima, non basta la riduzione del numero delle regioni o la fusione se non si incide sull'ordinamento regionale, e quindi se non si eleva a sovranità la dimensione delle regioni, se non si attua una vera Camera delle Regioni. Federico è deputato, stanno discutendo proprio in questi giorni il disegno di legge costituzionale 2613 abbinati, che dovrebbe andare all'esame dell'Aula fra qualche giorno. Questo problema non è minimamente toccato. Proprio la riforma costituzionale, già approvata in prima deliberazione dal Senato, era discussione alla Camera dei Deputati, poteva essere l'occasione per una riflessione seria, autenticamente federalista dell'ordinamento, di trasformazione dell'ordinamento regionale italiano, ma non si è purtroppo andati ovviamente in questa direzione. Quindi fusione di regioni, quindi possibilità di intervenire sull'assetto regionale esistente, cominciando a elevare le regioni a Stati membri, quindi cominciando a parlare di una sovranità che non intaccherebbe l'unità politica territoriale della Repubblica, ovviamente, quindi dell'ordinamento giuridico complessivamente considerato, e soprattutto arrivare a un cambio nella ripartizione delle competenze. Noi oggi, se voi prendete una Costituzione italiana, si insegna agli studenti, no, la regione è competente su alcune materie, lo Stato è competente su altre. Questo ragionare per materie è un modo di ragionare sbagliato. Ragionare per materie significa ragionare, già lo diceva Paladin negli anni 70, per etichette vuote e senza contenuti. Noi abbiamo avuto una grande crisi del regionalismo italiano dopo la riforma del titolo V avvenuta nel 2001, proprio perché c'è stata una grandissima attività di supplenza della Corte Costituzionale, perché nonostante le etichette che ci dicevano chi fa cosa previste nell'articolo 117 della Costituzione, poi si doveva entrare nelle politiche, nei problemi attuali, nelle funzioni che si ritagliavano all'interno di queste materie, aumentando in maniera esponenziale il contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, che ovviamente dopo la riforma del 2001 è aumentato ovviamente a dismisura, e con tutti certi trucchetti, certe soluzioni che poi ha fatto la Corte per riappropriarsi della competenza statale. Penso al criterio della prevalenza, penso alla chiamata in sussidiarietà. Terzo punto, quindi fusione, quindi intervenire sul livello di autonomia delle regioni, elevando le regioni a Stati membri. Intervenire, abbiamo detto, sulle materie, quindi superare le etichette per affermare che la generalità delle competenze dovrebbe essere di spettanza regionale, mentre allo Stato solo gli enumerated power, cioè i poteri enumerati ben specifici, come avviene sul modello americano, la Costituzione del 1787, superare la dicotomia tra regioni ordinarie e regioni speciali. Il Veneto, più di ogni altra regione, ha sentito, vi parla uno che
mestrino d'origine ma vive in provincia di Belluno, ha assistito in questi ultimi anni a un aumento considerevole di richieste di comuni che volevano andare in Trentino, in Friuli, perché come sapete godono di forme di autonomia finanziaria molto forti, importante, e ovviamente nessuno di questi percorsi è mai andato a buon fine, non è mai arrivata la legge conclusiva del Parlamento che spostasse il comune da una regione a un'altra. Quindi si sente veramente l'esigenza di superare questa dicotomia, anche perché ovviamente mi sembra una dicotomia che, se aveva ragioni storiche, linguistiche, legate anche a problemi di separatismo, penso soprattutto alla Sicilia e alla Sardegna nel 47-48, insomma nel 2015 credo che possano dirsi ovviamente superate. Ovviamente tutto questo opera in ambito di un contesto che non è il vostro, cioè non opera in rottura del patto costituzionale, anche se so che agli amici forse il termine rottura non piacerà, ma opera nell'alveo della Costituzione vigente. Quindi la Costituzione ci dà delle forme, ci dà delle procedure, a cui si aggiunge una proposta importante di cui poi discuterà anche il candidato alla presidenza della Giunta regionale del Veneto, Jacopo Berti, per il Movimento 5 Stelle, la possibilità, mi pare che già la Lombardia lo abbia fatto egregiamente, lo stia facendo in questi mesi, di avviare forme di regionalismo differenziato. Cioè è ovvio che in attesa di tutta questa trasformazione dell'ordinamento regionale, già oggi, che richiede tempi lunghi, tempi di approvazione lunghi, già oggi le regioni potrebbero chiedere più competenze, più materie su cui ovviamente legiferare. È il cosiddetto regionalismo a geometria variabile. Anche qui la Regione Veneto nel 2006 aveva approvato delle iniziative in questa direzione, ma non sono mai state approvate proprio per la mancanza di volontà politica. Quindi vedete, a Costituzione vigente gli strumenti ci sono, però il problema, e questo è un dato di fatto, non sono mai stati attuati. Questo perché? Perché tante volte si parla di federalismo, di autonomia in senso puramente giuridico, quando dovrebbe esserci una vera cultura dell'autogoverno responsabile che, ahimè, in questo Paese manca ormai da diverso tempo.